Ad oggi mi sembra un'ipotesi giornalistica, quindi eviterei di commentarla. Taglia corto con uno dei suoi proverbiali no comment il governatore sull'ipotesi circolata in queste ore che sul simbolo della Lega alle regionali il nome di Salvini possa essere sostituito proprio con il suo, arma tattica per trainare voti senza per forza avere la lista Zaia, che tanto dibattito ha acceso dentro il carroccio. Chissà se si parlerà anche di questo nel direttivo regionale del partito nelle prossime ore a Noventa Padovana, il primo vertice per parlare delle 150 autocandidature dei consiglieri e soprattutto il primo dal rientro di Alberto Stefani a Roma, dove il segretario, prima di lasciare la capitale, ha postato la foto della colazione con torta nell'Istituto delle Religiose dove abitualmente pernotta mentre si trova in città. Di social in social, se Stefani scrive un ironico pace e bene a tutti, il suo omologo di Fratelli d'Italia Luca De Carlo rilancia con l'immagine rilassata in piscina nel giorno di pausa per il suo compleanno. Relax scrive nonostante la presenza del coccodrillo, un coccodrillo di color verde lega. Relax prima di rituffarsi nella mischia regionali dove i meloniani restano aggrappati al sogno del candidato presidente. Abbiamo avuto un coordinamento provinciale proprio questa settimana e tutti gli amministratori locali, dirigenti, militanti si augurano che il candidato possa essere di Fratelli d'Italia, perché ce lo meritiamo. Il mantra di Fratelli d'Italia è chiaro da mesi e si basa sul 37% raccolte alle europee e sul 32% alle politiche. Se prendiamo questi due dati, io le dico che il candidato dovrebbe essere di Fratelli d'Italia e quindi questi sono i dati reali. Se poi, come dire, dobbiamo invece guardare la realtà dei fatti e bisogna avere rispetto per tutti gli alleati perché noi siamo stati un partito piccolino e sapete non abbiamo avuto tanto rispetto in generale da tutti, no? Invece adesso che noi siamo il primo partito d'Italia e governiamo il paese e guidiamo la coalizione, dobbiamo essere soprattutto collante di centrodestra e quindi prenderci oneri e onori e cercare di tenere unita la coalizione. Se serve fare dei passi indietro perché tutta la coalizione faccia dei passi avanti, noi ci siamo perché abbiamo una responsabilità maggiore rispetto a tutti gli altri. Insomma, è come se Fratelli d'Italia mettesse le mani avanti, subodorando quello che si vocifera da tempo, che il Veneto vada alla Lega anche a costo di lasciare la Lombardia a Fratelli d'Italia. Tutto questo però in attesa ancora una volta che il tavolo nazionale del centrodestra batta un colpo, ma il messaggio va prima indirettamente proprio a Zaia, decidere una buona volta la data delle elezioni. Non è che noi siamo lì che aspettiamo tutto il giorno, ma quale sarà il candidato, quale sarà la data? Solitamente prima arriva la data e dopo il candidato.